Hai da fare o tieni da fare? Quale usi di queste due espressioni? Se usi la prima, probabilmente vivi al nord. Se usi la seconda, probabilmente vivi al sud. Ma perché? E qual è la forma corretta? Chi vorrei sapere? E tu? Dal punto di vista della lingua italiana, la forma corretta è hai da fare. Ma a Napoli si usa dire anche tieni da fare, e c'è una precisa ragione storica. Per secoli Napoli è stata sotto dominazione spagnola e lo spagnolo ha lasciato dei segni profondi nel nostro modo di esprimerci. In spagnolo, per esprimere il possesso, si usa il verbo tener e non avere. Per esempio, per dire ho sonno dico tengo sueño. In napoletano succede la stessa cosa, utilizziamo il verbo tenere al posto di avere. Infatti non diciamo ho sonno, ma tengo suon. Ma non solo. Come nello spagnolo, il verbo tenere, se seguito dalla parola che e da un verbo, può esprimere anche un obbligo. In spagnolo, infatti, devo fare si dice tengo que hacer. In napoletano è quasi uguale, tengo che fa. A proposito, se ti piacciono curiosità come queste e vuoi supportarmi, segui il profilo. L'espressione tieni da fare sarebbe poi una forma di passaggio, un tentativo di italianizzare una struttura nata nel dialetto. Quindi, quando a Napoli al sud diciamo tieni da fare, non è che stiamo sbagliando, stiamo semplicemente parlando con secoli di storia addosso. E tu come dici?